Secondo il PD, il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro non può esercitare contemporaneamente il ruolo di primo cittadino e il dirigente generale della regione. Abbiamo aspettato 11 mesi per sentire che l'assessorato si dichiara incompetente ed intanto il sindaco di Raffadali è stato riconfermato dirigente generale del Dipartimento Finanze. È Michele Catanzaro, capogruppo del PD all'Ars, ad accendere i riflettori su una questione già sollevata con un'interrogazione parlamentare. La trasparenza e l'imparzialità delle decisioni amministrative sono elementi fondamentali per garantire il buon governo e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, aggiunge Catanzaro. E la presenza simultanea in due funzioni di grande responsabilità solleva da tempo interrogativi sulla corretta applicazione delle norme e sul potenziale conflitto di interessi che potrebbe derivarne. Un interrogativo, continua, che pare non aver sfiorato minimamente il presidente Schifani, che ha provveduto, pochi giorni fa, a riconfermare l'incarico del dirigente, evidentemente, in assenza delle opportune verifiche. È indispensabile, conclude il parlamentare PD, fare chiarezza sulle cause di incompatibilità della posizione del direttore del Dipartimento Finanze, valutando eventuali azioni necessarie per assicurare il rispetto delle normative vigenti.